Buonasera, buonasera a tutti. Oh, che bella accoglienza calorosa che mi hanno riservato qui a Busachi, in questo luogo che è il luogo della storia e della memoria di questa comunità Suvuvetu di Busachi, e siamo qui per registrare un'altra occasione di incontro con Armonias, il nuovo programma su Tele Sardegna, al canale 13, che vuole raccontare insomma un po' tutti quei patrimoni e quelle ricchezze che la nostra isola custodisce insomma gelosamente. Allora ecco che a Busachi, grazie all'associazione culturale Busachi Bellamia, l'amministrazione comunale, insomma tutte le associazioni che si sono unite per organizzare questo evento, metteremo in scena molte delle ricchezze locali dal punto di vista culturale e musicale del ballo popolare, ma anche grazie alle relazioni di questa comunità e dell'associazione folclorica Busachi Bellamia saranno ospiti in questa puntata anche degli amici che arrivano un po' da tutto il territorio regionale per rappresentare un po' tutta l'isola. Avremo veramente dalla Gallura al Campidano, e questo mi piace molto perché mette in luce anche un po' l'anima di Tele Sardegna, che ha il cuore al centro dell'isola ma lo sguardo veramente in tutta la nostra regione. Allora ecco che cominciamo insomma a raccontarvi di questa nostra avventura qui a Busachi, questa piacevole avventura qui a Busachi, con il primo momento di festa, cioè quello del ballo popolare, quella dell'occasione dell'incontro della comunità, dell'aggregazione, della condivisione della festa. Per cui vorrei invitare proprio tutti i componenti dell'associazione, almeno una parte, perché è una famiglia molto numerosa, ma una parte dell'associazione Busachi Bellamia. Li vorrei avere tutti qui in scena, quindi voi li dovrete applaudire e accogliere con un applauso. Eccoli qua. Intanto, a proposito, eccoli qua, così guardate già lo spettacolo degli abiti, insomma ci dà questo piacere dello sguardo, quindi veramente una piccolissima rappresentanza della numerosissima associazione. Poi parlerò anche con te, Lino, ma un'altra delle cose che mi fa piacere mettere in luce di questa comunità è anche la presenza dell'organettista che li accompagna, che conosce bene tutte le sfumature dei suoni che sono necessari per riportare il ballo di Busachi, ed è Mariolino De Ida, e a lui vorrei riservare un applauso bello. Grazie Mariolino. E allora queste coppie in rappresentanza di tutta l'associazione Busachi Bellamia ci porteranno proprio la ricchezza del ballo di Busachi, e quindi su Balle Usachi.
questa era l'occasione per ritrovare Busacchi anche nel ballo popolare, nei suoi suoni e nel vestiario tradizionale. Lino, c'è una manifestazione che fate qui da qualche tempo che mette in luce tante ricchezze locali, si chiama Busacchi e i suoi colori, e di colori ne abbiamo avuto meravigliosi con gli abiti tradizionali. Però ti chiedo, Associazione Busacchi Bella Mia, questa è solo una rappresentanza, è un gruppo molto numeroso, ma tu sei anche responsabile regionale dell'Unione Folclorica Italiana, quindi insomma un bel impegno per la cultura popolare. Sì, assolutamente. Unione Folclorica Italiana, e in Sardegna abbiamo creato l'associazione Unione Folclorica Sarda, quindi è una costola dell'Unione Folclorica Italiana al quale al proprio interno conta sia gruppi folco, sia polifoniche, sia cantatenore e sia anche le maschere. Quindi insomma tutto quello che rappresenta la tradizione e la cultura sarda noi ce l'abbiamo. Siamo attualmente 52 associazioni, ma sappi che 3 anni fa eravamo 36, quindi stiamo sempre in aumento. Ora, questione di giorni, altre 3 o 4 associazioni sono dentro, quindi entro l'anno arriviamo a 60-70, ma non vogliamo fare un discorso di numeri. Scusate per il fiatone. Ormai è l'età, caro mio. Però è anche vero che noi vogliamo fare un discorso di qualità, te l'ho sempre detto. È inutile prendere tutte le associazioni. Circa 30-40 anni fa sono nate come funghi gruppi folk a manetta. Antistruppiamo sul logo, bisogna essere obiettivi. E credo che ognuno di noi deve fare un certo discorso affinché sia il costume, sia il canto, sia il ballo vadano a fedelmente riprendere ciò che era la tradizione e il passato. Quello dobbiamo fare, altrimenti è inutile. Che bello sentire queste cose, perché è così che deve essere. Carolino, grazie a tutti voi, grazie infinite, accomodatevi pure, perché così lasciamo lo spazio. Stai pure qua, Mariolino, non te ne andare tu, perché io voglio invitare invece a raggiungermi Mauro Spiga, e quindi siamo scesi subito dal Barigadu al Campidano. Mauro Spiga che suonerà le Launeddas, ma lui insomma è polistrumentista, suona Susulitum, ma tanti altri strumenti. Prego, accomodati pure, chitarra, flauto, insomma veramente tante cose. Mauro ci porterà in Campidano con i suoni delle Launeddas, e il ballo, l'accenno, perché sarà solo un paio di minuti, del ballo ce lo portano 2 associazioni che sono molto importanti anche per il progetto e l'idea che diceva Lino Cordella. Sono il gruppo San Gemiliano di Sestu e il gruppo Campidano di Quartucciu. Entrambi sono gruppi che fanno parte dell'Associazione Unione Folclorica Italiana, e tra l'altro il gruppo di Sestu esprime anche il presidente nazionale, perché Beniamino Meloni è sia presidente del gruppo San Gemiliano, ma è presidente dell'Unione Folclorica Italiana, quindi è una bella responsabilità, e siamo anche molto felici che questa carica sia rappresentata da un sardo. Quindi è possibile avere le coppie di Quartucciu e di Sestu, eccole qua, così ammiriamo anche la bellezza dei vestiari di questo territorio, le differenti tipologie delle massima gala, della festa, della quotidianità, insomma tutte le varie occasioni per riproporre il ballo. Per cui ecco, con Sestu e Quartucciu, Mauro Spiga con le Launeddas. Non le ho chiesto qual è la suonata che farai? Un viorasso proprio su Frori del ballo. Mauro Spiga e i gruppi di Quartucciu e di Sestu.
Eccoci qua ancora insieme. Siamo a Busachi, l'ho detto, in Juventus, questo luogo del quale parleremo tra poco anche col sindaco di Busachi, insomma un luogo pietre che raccontano la storia di questo luogo, ma anche quello che è diventato oggi, che ospita questa trasmissione, ma ospita sempre tante occasioni culturali. Vorrei subito avere qui il coro polifonico, perché insomma Busachi ha anche questa realtà corale, questa polifonia, il coro che è dedicato a Santa Osanna, quindi una delle località insomma di questo territorio, e lì vorremmo avere qua con questo bell'applauso. Salutiamo anche il direttore, il maestro Gianni Puddu, che arriva, eccoci qua, così col maestro vediamo intanto dell'attività dell'associazione. Buonasera maestro. Un coro che ha insomma ormai consolidato la sua esistenza. Da quanto tempo ormai è in attività? Ormai dal 97, quindi sono 27 anni, 28 anni quasi. Quindi ben radicato nel territorio. E una delle cose che ci interessa, voi avete tantissimi repertori, cioè tanti canti, ma ne avete scelto due in particolare. Il secondo è bellissimo perché è l'omaggio a Busachi, insomma un canto allegro che conosciamo tutti, è diventata una bella tradizione popolare ed è Asamoah e Busachi. Invece il primo è un canto molto intenso, è una poesia che ha una dedica anche molto sentita e particolare. Sì, su testo di Gerolamo Cau, questo testo diciamo un po' struggente perché parla dell'abbandono dei genitori, un tema molto attuale, se si può dire, in questo periodo. Cioè, qua l'autore ha voluto ricordare che i genitori danno tutto per i propri figli, poi magari i figli crescendo si dimenticano dei genitori e magari li appostano, li mettono dentro dei centri anziani, dimenticandosi di tutto quello che hanno dato per loro, per i propri figli. Ecco, e questo è un po' un lamento nel canto che è intitolato Unubabbu, il secondo Asamoah e Busachi, il tutto dal coro polifonico Santa Osanna diretto dal maestro Gianni Puddu. Babbo, che ci l'ha fatto tanto figlio, o sto tanta spena che ha soffrito. Educato lo sa in tutto il schito, babbo amoroso, con buono scorsito. Andando in scozze stracciao e famito, travagliando in mezzo a sos fastizos, por sostener che candidos lizzos, mancari che se spovero naschiedo.
chi non te ne mancari sia che non tua asesina assamo de busaki bella mia assamo de busaki bella mia tua asesina fa in tu non so dum tua asesina fa a chi non te ne manca di sia a primo goranta a primo goranta scomo ma toppa de grandi mania non mi sta stato mamma mia su mamma mia su mamma mia su abbi su meu a che le aree assamo de busaki bella mia assamo de busaki bella mia tu asesina fa e tu non so tu a chi non te ne trigo molle do giù manca di sia che na tu rugare a chi non te ne trigo molle do giù manca di sia che na tu rugare tu asesina fa e tu non so tu assamo de busaki bella mia assamo de busaki bella mia tu asesina fa e tu non so tu asesina fa e tu non so a chi non te ne trivi molle do manca di sia che na bimbaradella a primo 46 a primo 46 corenia scomo ma toppa se non mi favela de grandi mania sa misera non mi sta stato mamma mia su moro mamma mia su moro in cruvetura mamma mia su moro in su vendente abbi su meu capelli inocente a che le aresta c'era assamo de busaki bella mia assamo de busaki bella mia tu asesina fai tu non so tu a chi non te ne trigo molle do giù manca di sia che na tu rugare a chi non te ne trigo molle do giù manca di sia che na tu rugare tu asesina fai tu non so tu assamo de busaki bella mia Ringrazio molto il direttore Gianni Puddu e ringrazio molto naturalmente tutte le voci del coro polifonico Santa Usanna di Busaki e potete anche accomodarvi da questa parte. Grazie infinite, così Roberto ci dà una mano e sistema anche questo spazio con microfoni e quant'altro per le prossime cose. Ma io vorrei invitare il sindaco qui vicino a me, Giovanni Orrù, perché vorrei parlare un attimo di questo luogo che ci ospita. Intanto grazie prima di tutto della possibilità che ci avete dato di venire qui a Busaki per registrare questa trasmissione. E poi niente, volevo chiedere questo luogo che insomma racconta, io ho detto racconta un po' la storia, quando risale, che cos'era nel passato? Diciamo che questo è un dono che ha fatto il conte di Sedilo Gerolamo Torresani, nonché marchese di Busaki, che pensò bene di investire una parte delle tasse che pagavano i cittadini di Busaki realizzando
diciamo delle chiese. Questa è la chiesa di San Domenico, realizzata nel 1571, ma realizzò anche con queste risorse, diciamo, anche la chiesa di Collegio. Qui per 80 anni, anno più anno meno, hanno vissuto i frati domenicani, e dopodiché attorno a 1660-70 questa chiesa venne abbandonata, divenne un rudere, e le amministrazioni che mi hanno preceduto a partire dagli anni 70 hanno pensato di recuperarla. Poi noi abbiamo insistito in questo lavoro di recupero e negli ultimi anni abbiamo pensato anche di darle una destinazione diversa, e cioè di rendere omaggio anche a uno dei più famosi pittori del Novecento italiano, che è Maestro Figari, che proprio qua dentro nel 1912 dipinse il costume di Busacchi, le scene del matrimonio del costume di Busacchi, che raffigurano un po', il tema era come raffigurare l'amore in Sardegna, quindi il discorso dell'amore in Sardegna passa attraverso il costume di Busacchi. Diciamo che le tele, quelle originali, ecco, sono oggi, ma da sempre allestiscono la sala delle cerimonie del Comune di Cagliari. Quindi siamo orgogliosi anche di questa scelta, perché così ricordiamo anche un grande maestro che scelse Busacchi per raffigurare l'amore in Sardegna, e queste sono le tele. Poi abbiamo voluto arricchire anche questo luogo, che è un luogo speciale veramente, non solo per la comunità di Busacchi, ma credo per tutta la Sardegna, perché essere riusciti a conservarlo significa anche aver avuto, come dire, una lungimiranza, nel senso che facciamo in modo, e anche ieri ne è stato un esempio, a tanta gente che non è di Busacchi, di visitare una meraviglia come questa che dove noi oggi ci ritroviamo. E quindi abbiamo anche creato uno spazio per un altro famoso personaggio, giornalista che lavorava per l'Atlante italiano, che negli anni 30 venne mandato in Sardegna per documentare la Sardegna, in modo particolare le sue usanze e la sua lingua, prima che subisse delle influenze della nuova era industriale, semi-industriale e poi industriale e così via, prima che la lingua venisse in qualche modo contaminata, imbastardita. Ecco, lui venne in Sardegna, venne anche a Busacchi per documentare la lingua e tutto ciò che era il nostro vivere quotidiano. Quindi abbiamo anche un'esposizione fotografica del lavoro che fece Pellis nel 1934. Bene, grazie. Ugo Pellis ha documentato veramente molto molto bene, devo dire, ciò che diceva il sindaco, quindi anche questa è un'occasione, insomma, per visitare questo luogo e naturalmente anche questa mostra permanente fotografica. Grazie caro sindaco, grazie infinite. E adesso vorrei andare nel Marghine, più precisamente a Bolotana, dove c'è anche qui una bella tradizione del canto a concordo, di ballo popolare, un festival internazionale. Insomma, il gruppo di Bolotana li vorrei avere qui, anzi due coppie, una rappresentanza, e il suo organettista Alberto Campus, che raggiunge lo spazio. E Bolotana ci porta tra l'altro nella loro tradizione etnocoreutica. Hanno un ballo che si chiama Succhimbirinu, perché ha 5 movimenti, 5 passi, 5 figure, però in realtà 4 tempi musicali, ed è una delle unicità, insomma, di questo luogo, e noi ne vedremo una parte, una piccola rappresentanza, una parte dello sviluppo, grazie all'organetto di Alberto Campus. Bolotana.
Allora con questo applauso riprendiamo insomma la nostra trasmissione Armonias. Io ho già questa bellezza dei nostri abiti, in questo caso dell'area settentrionale dell'isola. Siamo a Osilo, anche qui famosa insomma per gli abiti meravigliosi. Hanno un altro elemento che in genere indossano nelle grandi occasioni, nelle sfilate Sagappietta, ma in questo caso ovviamente quando si balla non si porta mai appresso. Sono più come dire pratici altri elementi, e quindi con Osilo noi avremo modo di vedere una parte del ballo che è proprio caratterizzante di questo luogo. Si chiama Saggesa, è il ballo delle grandissime occasioni, dei matrimoni, cioè il ballo forse più rappresentativo e più solenne del patrimonio dei balli di Osilo. Ad accompagnare il tutto sarà l'organetto diatonico, in questo caso l'organetto diatonico di Pasquale Murgia, e quindi il gruppo, anzi una rappresentanza del gruppo folk di Osilo. Sì, fateglielo caloroso questo applauso, perché vi confesso che hanno fatto una bella fatica a chiudere in 2 minuti un ballo che è lunghissimo, ha tutta una serie di sviluppi, di passaggi, di passi, di figure meravigliose, ma per esigenze, come si dice in questi casi, esigenze televisive, hanno accorciato. Quindi io ringrazio molto le coppie dell'associazione Tufuddesu, che sono un bel riferimento culturale per la comunità osilese, quindi grazie infinite, potete pure accomodarvi anche tu Pasquale. Anzi no, rimani perché poi devi suonare ancora dopo, quindi tu puoi stare qua. Intanto sistemiamo i microfoni, perché io ringrazio ancora Roberto Fadda insomma per tutto il lavoro che fa per noi stasera, ma abbiamo anche un'altra delle come dire, ricchezze musicali, delle tradizioni qui a Busacchi, ed è il canto a 4 parti, il canto a tenore, il canto gutturale. E quindi in questo caso noi abbiamo in
qualche modo già ascoltati perché hanno introdotto il canto del coro polifonico, perché poi gli stessi tenore sono anche componenti il coro polifonico. Qui il tenore lo chiamano Sugunzetu e quindi Sugunzetu de Busacchi o de Usacchi, e li vorrei invitare qui in scena. Eccoli qua, prego, accomodatevi così. Ringrazio Sebastiano Cordella che saoghe, Sebastiano Mele contra, Federico Mele su bassu e Francesco Nonnis samesuoghe. Quindi la voce solista da quella parte e su tenore Ainoche. E così li sistemiamo meglio. Noi proprio per quanto riguarda i tempi avremo giusto una suggestione del loro canto, perché faranno una introduzione a Bocche Seria e poi subito su Brinchidu, quindi una Bocche e Ballu con su Concerto de Usacchi. Se nata sola in città li curregno gemma più de gemma singolare. Che han formato pro impegno che fa che ogni coro palpitare. E chi mirò sul ritratto de Diana ed è morale l'importanza è attraente tale gesto e casa e mi rende e rivolta chissà fortuna chissà fortuna mia non estirà una rosa bella in eterno di acqua marea. Comare, bosamentate de sa nostra vistinia e a su che vesti e fia e nessuno vi deve trovare, nessuno mare e pure da camminare e quinda porto e a porto e si vede fantasia e si vede via e come Milano e Bosbila, Lariano e Pensi, Galano e Tempone, Vida e Tempone, Santa Vida e Anno, queste colori, e Canno, queste colori, e de gare, estemugata, e de gare, e de gare, estemugata, e apprende se marania e apprende se marania e dai comare posamentate se de sanno stavisnia e assurdia e assurga nessuno vi deve adorare nessuno vi deve adorare e poi lamentare pare portu e pare morto e ai morto e si vede la fantasia e si vede e comodo malestina comodo malestina e comodo malestina e bosbida la revia
calano e pensi tutto calano e tempo questa vita che hanno visti colorita e canno visti colorita e te cade stemutata e te cade e sotto desidera aspetta le marrani. Devo ringraziare molto anche a voi, perché anche voi avete sacrificato il canto per portarci solo un ballo dei vari repertori che avete, però era sufficiente, insomma, per darci un'idea della bellezza anche del canto a tenore di Busacchi. Grazie, grazie infinite, grazie davvero, grazie ragazzi, ciao, ecco, questo applauso è ancora per voi. Adesso abbiamo chiesto in realtà a Pasquale Murgia di rimanere qui in scena perché farà gli straordinari, nel senso che oltre ad aver accompagnato il gruppo di Osilo, lui che è molto bravo e conosce insomma bene tanti gruppi folclorici e tanti territori differenti della Sardegna, accompagnerà anche un altro luogo, quindi del Sagostera, del Goceano, e andiamo a Burgos, e quindi le coppie del gruppo folk di Burgos che invitiamo, un'altra delle bellezze. Fate applausi belli perché io veramente sono incantato da questi abiti che stasera abbiamo la fortuna insomma di ammirare. Siamo partiti bene con Busacchi, poi il Campidano di Cagliari con Sestu, con Quartucciu, poi abbiamo avuto insomma occasione di ammirare anche gli abiti di Bolotana, poi insomma l'altra opportunità di Osilo e adesso di Burgos, e non abbiamo neanche finito perché poi abbiamo altri abiti da proporvi. Anche Burgos in realtà farà un sacrificio del ballo, della danza, la danza burghesa, famosa per la sua caratterizzazione, perché la danza è una, come dire, danza di corteggiamento diffusa in tutto il territorio regionale, ma ogni comunità insomma ha il suo modo di, come dire, di esprimerla attraverso movimenti, passi, figure e anche come dire, l'accompagnamento musicale che bene conosce Pasquale Murgia, e quindi con lui ascolteremo e vedremo una parte dei componenti del gruppo di Burgos in sa danza burghesa.
Bene, bene. Allora, ancora insieme per Armonias, questa puntata speciale da Subventu di Busacchi. Busacchi, ma adesso siamo tra l'altro con i tanti ospiti, stavolta avremo nell'ordine Olbia, Macomer, Ghilarza e poi un bellissimo finale, ma non ve lo anticipo perché sarà una bella e piacevolissima sorpresa. Adesso con il gruppo Folcolbiese, quindi una rappresentanza, solo 2 coppie giovanissimi tra l'altro, che bello, questi, insomma hanno inserito molti ragazzi, molti giovani all'interno di questa associazione, loro ci faranno vedere proprio anche qui 2 minuti, mi raccomando a Roberto, lo Scottis, che è un ballo che ormai è diventato insomma il ballo identitario della Gallura, di una parte della Gallura, ma che come sappiamo insomma tutto è un ballo di importazione, un ballo di corteggiamento, un ballo di coppia che arriva dalla centro Europa, insomma che però si è radicato profondamente insomma in questo territorio, e noi lo ascoltiamo e lo vediamo con molto piacere. Gruppo Folcolbiese, 2 coppie di questa associazione con Roberto Fadda all'organetto, e il ballo è un accenno dello Scottis. Certo, qui il ballo continuava, ma giustamente l'abbiamo interrotto per i tempi, ma va bene così, grazie infinite. No, è vero, si è fermato perché in genere qui devono continuare con il battito, no Ines, in genere si fa, lo so anch'io, hai visto? Va bene, allora ragazzi, che bello, vi accomodate un attimo perché vorrei qui Macomer a questo punto, Imre, voi fate un cambio da questa parte con Roberto. Con il gruppo delle tradizioni popolari, anche questa è un'associazione che fa parte della super associazione UFS, Unione Folclorica Sarda, quindi all'interno dell'Unione Folclorica Italiana, il gruppo delle tradizioni popolari di Macomer, quindi siamo in pieno Marghine. Abbiamo avuto anche un'altra proposta del Marghine, quella di Bolotana, quindi questo territorio è stato ben presente in questa nostra puntata di Armonias di oggi qui a Busacchi, ma noi vedremo quella che ugualmente è una danza di diffusione regionale, essa danza, ma come ho detto anche per Burgos, ovviamente ogni località, ogni subregione storica e poi alla fine ogni paese, ogni gruppo ha la sua personalizzazione, il suo modo insomma di vivere essa danza, e quindi noi lo vedremo dal gruppo Tradizioni Popolari di Macomer con l'organetto diatonico di Imre Cocco, e quindi lui accompagnerà queste associazioni, alcune coppie dell'associazione, per cui vediamo insieme essa danza del Marghine, quindi di Macomer.
Allora ragazzi di Macomer del gruppo Tradizioni Popolari, accomodatevi pure da questa parte e invitiamo qui al centro invece Ghilarza, il gruppo, l'associazione culturale e folclorica Sugarruzzu, quindi il periodo della festa del carnevale, insomma, dove tra l'altro a Ghilarza c'è anche una bella tradizione proprio in questo senso del carnevale, perché ci sono delle maschere a lenzoru, maschera limpiasa mi pare siano, insomma comunque c'è una bella importante tradizione e il gruppo, l'associazione che rappresenta Ghilarza si chiama appunto Sugarruzzu. Faranno un balluzzopu che è uno dei 3, dei 4 insomma, balli principali del territorio, che sono dall'altra parte, nel wheelchair, quindi dall'altra parte del Subarigato, così. Con loro appunto avremo questa opportunità di vedere solo una parte del ballo su balluzzopu, ma significativa per capire insomma come si sviluppa uno dei balli a Ghilarza, e ad accompagnarci ci sarà sempre Roberto Fadda, al quale va il nostro ringraziamento, e quindi vediamo insieme su balluzzopu dal gruppo Sugarruzzu di Ghilarza. E grazie anche all'associazione Sugarruzzu. State pure qua in scena, proprio sopra i gradini, così insomma vi vediamo tutti, non andate via. Io metto soltanto questo microfono al centro e quindi vi dirò anche perché, eccolo qua. Dunque così alto, tra l'altro poi scoprirete perché così in questo modo, perché per la chiusura, visto che è venuto a trovarci un artista che è molto amato dagli appassionati del canto sardo per la sua straordinaria capacità vocale, la conoscenza, la sua caratterizzazione nell'utilizzo della voce nel canto tradizionale, ma anche per il suo progetto che ha di animazione nelle feste, nel ballo, nella allegria del canto. E questo personaggio è Emanuele Bazzoni, e quindi io sono ben felice di averti qui, caro Emanuele.
Grazie, quindi non potevamo non sfruttarti, insomma, in questo senso. E allora questo è il tuo microfono e insieme faremo, cioè con l'organetto di Roberto Fata, faremo un omaggio, anzi farà Emanuele Bazzoni un omaggio a Busacchi. Non so se questo canto ce l'hai anche nel progetto A Ballare oppure no, lo fai solo per stasera, questo a Busacchi? No, in genere lo facciamo anche con il gruppo A Ballare. È un canto, è un ballo che piace tantissimo in tutta la Sardegna. Bene. E allora noi lo ascoltiamo dalla voce di Emanuele Bazzoni, dall'organetto di Roberto Fadda e ci saranno anche le coppie di Busacchi che balleranno, insomma, quindi sarà veramente una grande festa conclusiva di Armonias di oggi. Passamo de Busacchi bella mia, saia che in tu vita già cogliuare, mancuna a pastore ndeia ia, coglio e figlia, caggio e figlia mia. Passamo de Busacchi, passamo de Busacchi bella mia, saia che in tu vita già cogliuare, mancuna a pastore ndeia ia, coglio e figlia, caggio e figlia mia. Passamo de Busacchi, passamo de Busacchi bella mia. Passamo de Busacchi bella mia, saia che in tu vita già cogliuare, mancuna a pastore ndeia ia, coglio e figlia, caggio e figlia mia. Passamo de Busacchi, passamo de Busacchi bella mia, saia che in tu vita già cogliuare, mancuna a pastore ndeia ia, coglio e figlia, caggio e figlia mia. Passamo de Busacchi, passamo de Busacchi bella mia. Grazie Emanuele, grazie Roberto. Che bello questo finale, devo dire, a ballare dura molto di più questo ballo, ma insomma qui andava bene, giusto per salutare i nostri telespettatori di Tele Sardegna, di Armonias che hanno seguito questa puntata, ringraziare la comunità di Busacchi, grazie per la vostra bella presenza, per il vostro sostegno, grazie all'amministrazione comunale, Giovanni Orru, il sindaco, Lino Cordella. Grazie anche per l'organizzazione, grazie a tutte le associazioni che hanno partecipato, le associazioni folcloriche, perché fanno parte del direttivo regionale dell'UFIS e del coordinamento nazionale dell'UFI e quindi sono delle belle e importanti rappresentanze che abbiamo avuto stasera. L'appuntamento naturalmente con altre cose belle del nostro territorio e del nostro patrimonio regionale le vedrete, se vorrete, nelle prossime puntate di Armonias, perché insomma abbiamo l'opportunità di andare in giro nella nostra terra per raccogliere tante belle cose da proporvi. Grazie a tutti e a presto.